Come si pota il salice da Vimini? Ciao ragazzi, io sono Andrea Mangoni e oggi vi parlerò di quello che era in assoluto uno degli alberi più importanti per l'economia contadina di una volta, ovvero sia il salice da Vimini. Era una pianta utilissima, poi vi spiegherò tutti gli usi che se ne facevano, ma soprattutto era una pianta che andava potata tutti gli anni in una maniera particolare, ovvero sia veniva capitozzata. Prima di continuare vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto potete lasciare un like al video, iscrivervi al canale e cliccare la campanella delle notifiche. E ora andiamo a vedere come e perché veniva potato il salice da Vimini. Vi ho già portato in altre occasioni sulle mie rive e vi ho fatto vedere piante come queste, che sono appunto salici da Vimini. Queste piante assumevano per i contadini di una volta un'importanza fondamentale perché servivano a un sacco di scopi. I rami sottili e estremamente flessibili infatti erano perfetti per esempio per la costruzione di cesti, di panieri, per fare le stie o caponare che servivano appunto per allevare i pulcini all'aperto. Ancora servivano come legacci naturali, in particolar modo servivano come legacci per le vigne e questa era la loro funzione principale soprattutto in questa zona del Veneziano. Ma come si potevano ottenere rami flessibili, sottili e soprattutto del diametro giusto per tutti i vari lavori dell'orto? C'era un unico sistema, ovvero sia la capitozzatura annuale delle piante. La capitozzatura è una pratica che in arboricoltura non andrebbe particolarmente incentivata. Gli alberi infatti tendono a soffrire moltissimo per la capitozzatura, che li porta a vivere di meno e a risultare più fragili. Ma in campagna, per determinate specie di alberi, la capitozzatura veniva utilizzata sistematicamente appunto per produrre materiale utile all'agricoltore. In particolar modo il salice da Vimini veniva capitozzato per ottenere i rami sottili e flessibili per fare i lavori, mentre altre piante, come per esempio il salice bianco, venivano capitozzati per ottenere pali. In questo caso l'aceduazione veniva fatta ogni 3 o 4 anni, in maniera tale da ottenere rami dello spessore corretto. Ma cosa succedeva se si provava a lasciar perdere e a non capitozzare uno di questi alberi? Vediamolo insieme. Ecco, quello che vedete è un salice da Vimini secolare che non è stato capitozzato. In questo caso alcuni rami sono diventati più forti e più grossi e si stanno sviluppando in maniera assolutamente normale. Di per sé non sarebbe un problema se non fosse che il tronco, come vediamo, è stato col tempo appunto modificato profondamente dalle capitozzature. Capite benissimo che un ramo pieno, forte e grande come questo, una volta che sarà totalmente sviluppato, potrebbe essere facilmente divelto durante una tempesta o dal cattivo tempo comunque e quindi spezzare completamente il tronco. Per evitare che ciò accada, queste piante venivano appunto capitozzate tutti gli anni. Inoltre, se non si capitozzavano le piante tutti gli anni, non era più possibile ottenere grandi quantità di rami sottili e uniformi. Adesso vi faccio vedere un salice da Vimini che invece è stato capitozzato l'anno scorso. Eccolo qui. Come vedete la chioma è molto più contenuta, il tronco non rischierà di spezzarsi per il maltempo e come potete osservare i rami sono piuttosto uniformi per lunghezza e per spessore. Questo permetteva di poter contare su del materiale fantastico per produrre cesti, legacci, strumenti da lavoro, insomma era estremamente importante questa operazione. La grande variabilità del salice da Vimini permetteva anche di ottenere rami di colori differenti. Ad esempio, guardate, questo è un salice da Vimini con una chioma che tende al verdastro. Questo invece è un salice da Vimini in cui la chioma tende di più al giallastro. I salici da Vimini abbandonati si riconoscono in distanza perché? Perché i rami giovani hanno un colore molto più brillante di quelli dell'anno precedente e se noi andiamo a vederli da lontano si possono notare le punte dei rami più alti di un bello colore uniforme, verde, giallo, arancione, che spicca davvero molto rispetto al paesaggio. Quest'anno cercherò di capitozzare almeno i primi 3 salici da Vimini in maniera tale da poter disporre dei rami che mi servono per fare le legature delle vigne, ma anche per poter fare qualche lavoretto. E adesso andiamo a potare.
Nella capitozzatura del salice da vimini i rami vengono il più possibile recisi vicino al tronco, in maniera tale da stimolare appunto una ricrescita uniforme di rami che dopo un anno avranno una misura di circa 1 metro, 1,20 m e uno spessore che può arrivare al 1,5 cm, 2 cm. Durante il taglio dei rami possiamo già cominciare a suddividerli in base alle pezzature. Quelli più sottili andranno insieme, così come andranno separati quelli più grossi e con più ramificazioni. Ecco quindi come si presenta l'albero una volta finita la capitozzatura. Questo ramo, così come anche questo, sono risultati morti e secchi. Allora, cosa faremo? Li taglieremo? In verità no. Perché non andrò a tagliare i rami secchi? Perché alberi come questi oramai sono dei veri e propri monumenti viventi per la biodiversità. Infatti sono pieni di fori, i tronchi sono cariati e sono vuoti e in questo modo essi finiscono per rappresentare degli importantissimi rifugi per la fauna selvatica. Infatti ci sono un sacco di specie animali che nei tronchi cariati di questi antichi alberi possono trovare rifugio, uccelli, piccoli mammiferi, rettili e senza parlare degli insetti xilofagi che si possono sviluppare sulle parti morte del tronco. Quindi, almeno per un altro paio d'anni, noi non andremo a tagliare tutta la parte secca dell'albero. Ecco qui il risultato del nostro lavoro. Questi sono i rami più sottili e questi sono i rami più grossi. Adesso andiamo a formare delle fascine che legheremo appunto con alcuni dei rami più sottili. Si fanno un paio di giri e si attorcigliano. Vedete come sono estremamente flessibili e facili da piegare e soprattutto resistenti, non si rompono.
È per questo che venivano utilizzati con tanta frequenza dai contadini di una volta. Ecco qui, abbiamo due belle fascine di rami con cui poter lavorare. L'albero del salice da Vimini in Veneto viene chiamato stroparo, ovvero sia l'albero delle stroppe. Le stroppe sono i rami più grossi che vengono utilizzati per fare i legacci più spessi, quelli che vengono usati per esempio per legare le viti al palo, mentre i rami più sottili, come questo per esempio, vengono chiamati stropei e servono per fare lavori di precisione, come per esempio la legatura dei tralci ai fili. In altre regioni d'Italia la pianta ovviamente assume nomi completamente differenti, ad esempio appunto Vimini o Vinci. In ogni caso, qualunque sia il nome che le viene dato, dove è coltivata, viene considerata una delle piante più importanti in assoluto per i lavori che i contadini devono fare. E adesso posso andare anche a legare un po' le vigne che sono state potate. Insomma, come abbiamo visto, si tratta di una pianta estremamente versatile. Uno dei motivi per cui era più facile vederlo diffuso così capillarmente nelle campagne italiane era perché il salice da Vimine si moltiplica benissimo per talea. Infatti, voi volendo potreste realizzare con i rami di un solo salice un'intera piccola siepe, semplicemente realizzando tante talee con i rami di un anno o due da piantare a intervalli regolari. Potreste utilizzare ad esempio dei pezzi di ramo lunghi circa 40 cm da interrare per metà e da mantenere umidi. In questo modo la pianta farà velocemente radici e in primavera emetterà i primi rami. Possiamo evitare di capitozzare gli alberi tutti gli anni? Potremmo ad esempio pensare, per avere una scorta continua e scalata nel tempo, di capitozzare gli alberi a turno ogni 2 anni. Facciamo un esempio, piantiamo 10 piante, 5 le capitozziamo quest'anno, altre 5 le capitozziamo l'anno successivo, l'anno dopo ancora le prime 5 e così via. Anche se io vi consiglio comunque in questo caso di praticare la capitozzatura annuale come da tradizione. Lo ripeto, è importantissimo. La capitozzatura si fa soltanto con quelle poche specie di piante che possono sopportarla agevolmente
e che soprattutto sono piante da utilità. Non utilizziamo la capitozzatura per le alberature stradali, non utilizziamo la capitozzatura sulle piante da giardino, non utilizziamo la capitozzatura sugli alberi da frutto, non utilizziamo la capitozzatura in nessuna occasione differente da quelle che vi ho elencato prima. Quindi l'utilizzo solo con poche specie di piante da lavoro. Salice da vimini piuttosto che salice bianco, l'acero campestre può essere ancora capitozzato, il pioppo, il platano in alcuni casi. Non andiamo a capitozzare piante nei giardini. Ricordatevi che le piante capitozzate tendono a essere più fragili, muoiono prima, si ammalano più facilmente e soprattutto rischiano anche di causare dei veri e propri disastri, perché un albero indebolito può vedere la propria chioma rompersi più facilmente e causare dei danni gravi. Come vi ho detto prima, il salice da vimini ha una grande variabilità, per cui possiamo trovare esemplari di colori differenti. In campagna da noi abbiamo esemplari con i rami verdastri e con i rami più giallastri. Nelle campagne del Mantovano ho trovato alcuni salici da vimini che legavano una vigna e che erano particolarmente colorati. Ce n'erano alcuni di un arancione molto brillante, altri di un marrone rossiccio e altri ancora gialli. Ho deciso di prenderne alcuni rami per moltiplicarli per talea. Quindi, dopo averli lasciati a bagno in acqua per alcuni giorni, sono andato a piantarli in un vasetto pieno di terriccio misto a sabbia che manterrò umido fino a primavera. Nel piantare queste talee facciamo arrivare il piede del rametto fino in fondo al vaso. Quindi bagniamo la terra e lasciamo che si inumidisca bene. Sul sottovaso lasciamo sempre un goccio d'acqua in maniera tale da mantenere sempre umido il terreno. In questo modo la pianta sarà stimolata a produrre un sacco di radici. In autunno, quando la pianta oramai avrà radicato e avrà fatto anche nuovi rami, potremo trapiantarla nel luogo destinato. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se avete dubbi, domande, curiosità o quant'altro, lasciatemi un commento qui sotto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!